Mettere al centro Gesù e il suo amore per dare un senso vero e pieno alla propria vita. E questo è il messaggio che il vescovo diocesano ha lasciato in consegna ai lunaparchisti di Chiavari e Sestri Levante, per i quali ha celebrato la Santa Messa del tempo di Natale. Sotto un cielo azzurro e un'aria decisamente frizzante, giovani e adulti delle famiglie che lavorano in queste due realtà si sono ritrovati nell'area della colmata mare di Chiavari, dove fino alla seconda metà di gennaio resterà allestito il Luna Park. Quello che mi ha fatto piacere è di vedere che dopo tanti anni le prime ragazze, i ragazzi che abbiamo fatto la Cresima, ormai parlo di parecchi anni fa, ormai sono sposati e hanno portato i loro bambini piccoli qui, e quindi vedo un segno bellissimo di continuità. Si sono ricordati anche i defunti di questa comunità. Sì, loro ci tengono molto a ricordare i defunti perché è un collegamento anche questo molto importante e quindi ricordarli è stato molto bello. Qualcuno si conosce, altri meno, però è bello ricordarli. Un momento di famiglia al quale hanno voluto partecipare anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Chiavari, guidati dal sindaco. Al termine della celebrazione eucaristica, i portavoce dei lunaparchisti hanno consegnato a Monsignor Tanasini una targa ricordo per ringraziarlo della vicinanza della diocesi. È un momento molto bello che noi tutti gli anni facciamo come al solito e quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi anche il sindaco. E ci fa molto piacere dopo un po' di anni che il sindaco non lo vedevamo quando veniva il vescovo al Luna Park. Come sta andando questo periodo a Chiavari? Il tempo aiuta, vi ha aiutato? Quest'anno il tempo è stato clemente, ci ha aiutato e il lavoro è andato bene, non possiamo lamentarci anche per la location che siamo proprio a ridosso di Corso Colombo, dunque siamo contenti per questa nuova amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di avere un'area idonea anche per i cittadini, per le mamme con le carrozzine che vengono in piazza e la zona è molto bella quest'anno.